abbia il comando delle forze armate. Un'Italia nata dalla Resistenza non avrebbe dovuto stabilire un simile principio. Le brutte vicende dell'ultima guerra, che per noi fu anche una guerra civile, ci avevano insegnato la norma della responsabilità personale di chiunque, anche dell'ultimo esecutore di ordini. Sì. Ma forse è stato per ovviare a questa indeterminatezza del ruolo del Presidente della Repubblica che il Quirinale è diventato un centro oscuro di interessi e di poteri, che ha i suoi emissari ovunque, nel Parlamento, nei partiti, nell'infinito ghirigori del sottogoverno, della burocrazia, del capitale. Oggi, negli anni 70. Una vera disgrazia per l'Italia. E non è la sola di questo genere, perché giusto in vista al Quirinale ci sta il Vaticano. Altro centro di poteri ancora più oscuro e ancora più sacro. E guardiamo l'ultimo organo costituzionale, che è il governo. Il governo è formato dal Presidente del Consiglio e dai suoi ministri. Arrivare a fare il Presidente del Consiglio o ministro o sottosegretario è un buon raggiungimento per un uomo politico. Perché? Perché per mezzo di ciò egli può soddisfare tutte le sue pulsioni primarie di volontà di potenza e di esibizionismo, che in uno che intraprende tale carriera, signora, sono fortissime, anche se il più delle volte sono tenute nascoste. E poi, contemporaneamente, egli si può servire del proprio potere per esaltare la sua posizione personale, la posizione della propria corrente in seno al partito, la posizione del proprio partito nei riguardi degli altri partiti, in maniera da conservare per sé e per gli amici la maggior quantità di potere per il più lungo tempo possibile. Però, vedete, vi sono due circostanze che fanno sì che la onnipotenza del governo venga fortemente limitata. La prima circostanza è la mancanza di denaro. Sì, perché a forza di spendere e espandere, i governi precedenti hanno già largamente mangiato le tasse dei contribuenti futuri e i soldi che restano non bastano certo a soddisfare tutte le esigenze che vengono dal basso, né a mantenere tutte le promesse che partono dall'alto. E la seconda circostanza che indebolisce il governo è questa, è di carattere morale. Quando un politico è losco, quando è immondo, quando è ricattabile da forze come partiti, correnti o dagli stessi elettori, o anche da forze più oscure, no? Come il Vaticano, Monsignori o la mafia, egli non può esercitare il potere nella misura che pur la legge gli consentirebbe. E quando uno è in queste condizioni, capita che si fa avanti la magistratura. Altro ordine dello Stato. Vi sono 3 categorie di giudici. Vi sono i giudici che fanno parte del sistema e si identificano in esso. Altri che al sistema, bene o male, si assoggettano
e altri ancora che il sistema lo avversano. E quindi siamo pervenuti a un bordello mai visto. I giudici sono soggetti soltanto alla legge, dice la Costituzione. Allora ci si chiede, ma in questo modo si vuole garantire l'autonomia della magistratura soltanto nei riguardi degli altri organi istituzionali come il governo o il Parlamento? Oppure si vuole implicare che ci devono essere dei limiti nella facoltà dei giudici di interpretare la legge? Beh, la risposta è chiara. Ce la dà la Costituzione per garantire l'autonomia della magistratura, articolo 98, per i magistrati si possono stabilire per legge delle limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti. Ma iscriversi a un partito non vuol dire niente, perché uno può essere più comunista dei comunisti, più fascista dei fascisti e non essere iscritto al rispettivo partito. Quindi vedete, secondo la Costituzione i magistrati non possono aderire ad alcuna ideologia politica proprio per rimanere vincolati al corpo del diritto, cioè al sistema. Qui è chiara la Costituzione? No. No, perché i magistrati possono usufruire delle prerogative richieste dall'articolo 21, il quale dice che tutti i cittadini hanno la possibilità di manifestare il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione. Beh, quindi se la Costituzione dice tutti, vuol dire che sono compresi anche i magistrati. E manifestare implica far conoscere al prossimo il proprio pensiero, cioè fare propaganda. E così, vedete, in virtù della Costituzione il magistrato è come sdoppiato. Perché? Perché senza toga può fare anche i comizi contro il sistema, mentre con la toga sarebbe obbligato a una certa complicità col sistema. E vedete, la Costituzione è combinata un po' in questo modo. Vi è solo un articolo che è veramente chiaro, che è l'articolo 12, il quale dice: la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco, rosso, a tre bande verticali di uguale dimensione. Questo è chiaro, ma il resto è un po'. Signori, negli anni 70, oggi, secondo voi, chi comanda in Italia? Beh, il capitale dispone di molto potere. Ma come ha usato questo potere? Risposta: come peggio non si sarebbe potuto fare. Ignoranza, ottusità, superficialità, avidità, dilettantismo. Certo, si può ben dire che alle pressioni corruttrici degli industriali il governo, la burocrazia, i partiti hanno posto poca resistenza. Forse non aspettavano altro se non di essere corrotti. Vedete, da noi è mancata una figura di industriale illuminato, intelligente, che può avere anche l'obiettivo del maggiore profitto, della maggiore produttività, ma sa bene l'industriale illuminato che questi risultati non si possono raggiungere senza la collaborazione delle altre classi.
E così vedete, con un potere corrotto, con una borghesia del tutto depressa, il capitale è rimasto da solo, pressoché, ad affrontare il proletariato, giustamente incattivito. E allora gli industriali difenderanno i beni immobili che possiedono nel paese e che non possono portare via? Oppure pianteranno lì i beni immobili e porteranno quelli immobili all'estero? Quindi non è insensato tenere presente l'eventualità che gli industriali potrebbero anche andarsene, lasciandosi dietro di sé un'industria del tutto dissestata. Proletariato, industria, borghesia. Si parla parecchio di borghesia, sì, in questo periodo. Il Risorgimento è opera della borghesia, anzi, di pochi avventurosi borghesi. Sì, essendo del tutto eccezionale l'esplosione di qualche moto popolare, tra l'altro sempre eccitato e diretto dai borghesi. No, ma la borghesia nella storia è sempre stata una classe rivoluzionaria, sì. Ma fin dal Medioevo, diciamo, con la rinascita della città e poi più avanti, per arrivare poi alle rivoluzioni del Settecento, Ottocento, la rivoluzione francese è stata diretta pressoché da borghesi. È solamente durante la prima guerra mondiale che la parola borghese ha assunto un carattere di insulto. Sì, nella particolare accezione borghese di uno che non veste una divisa militare e che si ingegna a non partecipare direttamente a quella guerra, per mezzo della quale, con 600.000 valorosi caduti, noi abbiamo conquistato tanta di quella retorica da rimanerne rovinati per sempre. E guardate che il fascismo è nato da quella retorica. E quindi naturalmente anche per i fascisti la parola borghese fu un insulto. Quindi una borghesia senza più radici, sacrificata dallo Stato, da uno Stato che poi doveva essere l'espressione della sua civiltà, dei suoi interessi. E niente, la borghesia italiana si è sempre più rintanata nelle pieghe purulente della società. Sì, la burocrazia, piccolo affarismo, falsa politica, falsa cultura. No, se la borghesia intende sopravvivere, deve ridiventare ancora una classe rivoluzionaria e proporre di contro a 100 rivoluzioni impossibili una sua rivoluzione possibile. Ed ecco, signori, che finalmente si fa avanti la mia modesta proposta. Compromesso può anche essere una brutta parola, però è l'unica via d'uscita allo spaventoso passo che l'uomo incontra oggi. O compromesso o autodistruzione. Compromesso significa, per prima cosa, non fare del proprio io il centro dell'universo, ma stabilire un rapporto di reciproca accettazione tra sé e gli altri. Limitare l'egoismo. Cristo. Guardate,
Un Cristo non manipolato né da destri né da sinistri né da monsignori può essere ancora una buona parola nel nostro mondo accanito. Cristo, la libertà del cristianesimo. La libertà non è un bene individuale, è sempre un bene collettivo. La libertà di ognuno si può esprimere soltanto nel rispetto della libertà degli altri. Signori, la ribellione è giustificata. Occupatevi degli affari dello Stato. Chiedetevi il perché delle cose. Ma una modesta proposta per prevenire. Ma per prevenire cosa? Per prevenire il grosso rischio di una dittatura. Si tratta di prevenire una dittatura, cioè la perdita della libertà. E allora noi dobbiamo combattere la corruzione, lo spreco, il burocratismo, l'evasione fiscale, il furto di proprietà statale, le truffe nell'esecuzione degli appalti pubblici. E allora un'idea potrebbe essere questa: la costituzione di gruppi di pressione democratica, non di partiti. I gruppi di pressione democratica non sanno che farsene del Partito Comunista come di qualsiasi altro partito. Si avvicinano casomai all'anarchismo più progredito. I gruppi dovranno avere un minimo di organizzazione a vari livelli, ma non dovranno mai in alcun modo diventare partiti. Sarebbe la loro fine. Il partito, poiché deve durare, diventa schiavo degli elettori e dei finanziatori, e si trasforma in un organismo burocratico che perde il contatto con la base. I gruppi di pressione democratica non si propongono lo scopo di conquistare il potere,